In Italia il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, le forme più gravi delle quali sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Il corteo è partito alle 9:30 dalla stazione di Padova ed è arrivato davanti a Palazzo Moroni, il municipio, un paio d'ore dopo, attraversando il centro e le piazze. C'era da celebrare la festa della donna, l'8 marzo, i temi di attualità declinati al femminile. Lo slogan è lotto, boicotto, sciopero, decine di cartelli e striscioni, 1 migliaio le persone che hanno partecipato al corteo. Donne giovani e meno giovani, famiglie, uomini, tutti pronti a lottare, a rivendicare, a condannare la violenza sulle donne, il patriarcato, i femminicidi, la discriminazione dei meridionali, la guerra in Palestina. Per il maschilismo e perché oggi non è una festa ma una lotta continua per i nostri diritti e per la parità di genere e tutto ciò che stiamo dicendo qua. Questo giorno è molto importante per me perché anche in Russia è un giorno grande, ma in Russia ha un altro significato, giorno di fiore, ma per me è un giorno di lotta di donne e anche ho fatto attivismo in Russia e credo che è molto importante per noi. L'8 marzo è ogni giorno che succede qualcosa, ogni giorno che non succede qualcosa è l'8 marzo. L'8 marzo, 25 novembre, tutte queste date dovrebbero essere tutti i giorni. Per combattere per i diritti delle donne e anche delle comunità trans femminista. Secondo me, lei com'è la situazione attuale? Non è messa tanto bene per niente, anzi. Servono giornate così? Servono assolutamente, anzi dovrebbero essercene di più. Il corteo, controllato da vicino dalle forze dell'ordine, ma vissuto senza tensioni, ha visto alternarsi sul palco chi voleva accendere un faro sul trattamento riservato alle donne anche oggi, 8 marzo, che non può essere una giornata di festa. Una giornata di lotta oltre che di festa, sì. Oggi non è una giornata di festa, oggi è una giornata di denuncia, come sta dicendo, una giornata di denuncia verso la violenza che viene data nei confronti dei corpi femminili, transgender, di qualunque corpo. Non è una giornata di festa l'8 marzo, non lo è mai stata e non lo sarà mai.